Buongiorno signor Sindaco. Buongiorno a voi. Allora, sappiamo che sta facendo un giro dei vari plessi scolastici per vedere un po' le problematiche, giusto? Sì, è un giro ancora non completato, lo completo domani, è un giro che mi consente di verificare la situazione delle scuole, le varie criticità, mi confronto con i dirigenti scolastici, con gli insegnanti e mi confronto anche, che era forse la cosa più significativa, con gli studenti che mi rappresentano le loro problematiche e mi indicano anche magari dei suggerimenti. Il confronto un po' con qualche genitore, ci sono qualche genitore che ci ha fatto un po' di segnalazioni? Senz'altro, ecco, poi le segnalazioni dei genitori sono quelle che mi sono state fatte anche da parte dei dirigenti scolastici, si riferiscono a qualche intervento necessario da fare sulle scuole, sulle strutture. È chiaro, io ho segnalato ai dirigenti scolastici la difficoltà legata all'individuazione di risorse per quanto riguarda gli interventi più importanti, per quanto riguarda quelli più piccoli è indispensabile invece intervenire. So già che in seguito alle mie segnalazioni sono stati realizzati gli interventi minimali, quelli legati per esempio anche a qualche bagno rotto o a qualche tapparella che qualche giorno che non si poteva tirare su. Ecco, le piccole cose vanno necessariamente sistemate, queste sono state oggetto, come si diceva prima, di segnalazioni sia da parte dei dirigenti che dei genitori e su quelle si è realizzato comunque un pronto intervento. Comunque credo sia stato molto importante questo giro di conoscenza della realtà scolastica, non che non fosse prima conosciuta, ma un contatto diretto con gli studenti e con gli insegnanti e i dirigenti è sempre comunque positivo. Va benissimo, grazie Sindaco. Grazie a voi.